Zeppole di baccalà, ricetta napoletana. Salve a tutti e ben ritrovati da Emanuela sul mio canale di cucina Cucinando per caso e per passione. Oggi ci dedichiamo a delle zeppole di baccalà. Sono semplici da fare, la base è quella della pasta cresciuta, però c'è un piccolo segreto che poi vi svelerò. È una pietanza tipica della vigilia di Natale a Napoli. La zeppola di baccalà è in uso, si fa il baccalà fritto e come antipasto nell'attesa fra le tante altre cose si mangiano queste zeppoline. Io insomma non vi sto a dire è complicato, sono facilissime da fare, insomma si pulisce il baccalà, c'è tutto un procedimento, ma sono nella sostanza semplici da fare. A Napoli una volta chiaramente le famiglie erano molto numerose e non si poteva comprare il baccalà anche se una volta costava un po' di meno, e allora si usava questo escamotage della zeppola con un po' di baccalà dentro e si mangiava il baccalà. A Napoli la sera della vigilia si mangia solo pesce, quindi diciamo che il baccalà rientra molto in quello che è il cenone della vigilia di Natale, e poi spesso si fa anche diciamo a Capodanno, il 31. Cos'altro dirvi? È un piatto tipico, semplice e molto gustoso ovviamente, perché immaginate, insomma, la frittura è sempre buona, quindi senz'altro ci fa piacere. E poi è insomma un piatto che può essere un aperitivo, può essere un contorno vicino a qualche altra cosa, è adattabile. Vi lascio agli ingredienti e poi incominciamo. Per fare queste nostre zeppole di baccalà ci serviranno 145 g di farina, sono all'incirca 8 cucchiai di farina, 100 g di acqua, anche questa diciamo che dovrebbe bastare, deve venire, poi vedrete, una pastella abbastanza compatta. Poi se usiamo il lievito di birra, questo liofilizzato secco, ce ne vorrà un cucchiaino scarso. Se invece usiamo quello fresco, mezzo cucchiaino, diciamo una pallina posta su un cucchiaino, insomma vi regolate più o meno la quantità. In più sale e per finire, questa è la chicca, un mezzo cucchiaino di aceto di vino bianco e olio per frittura o girasoli o 150 g di baccalà, e poi ci serviranno una carota, un po' di sedano e un po' di cipolla, perché dovremo farlo bollire, quindi lo metteremo in acqua fredda, lo porteremo a bollore e poi spegniamo. Cominciamo ad aggiungere la nostra farina. Io sto lavorando la mia pasta. Adesso che l'abbiamo lavorata, io ci metto anche il mio mezzo cucchiaino di aceto, ci aggiungo il sale. Adesso vedete come deve venire? Fatto questo, la dobbiamo far crescere e mettiamo diciamo in un luogo caldo, o coperta con il suo coperchio se questo ce l'ha, oleato nella zona in cui poggia, o della carta pellicola sempre un po' oleata, in modo da evitare che se dovesse crescere troppo urta contro la carta e si attacca tutto, insomma fino a quando non raddoppia. Ho messo il baccalà nell'acqua, ho messo carota, sedano, cipolla, un po' di sale. Controllate sempre il baccalà come di sale, se è molto salato evitate, altrimenti ce ne aggiungete un poco. E adesso lo portiamo a bollore, appena bolle lo chiudiamo e lo scoliamo. Adesso che il nostro baccalà bolle, spegniamo e ce lo mettiamo a scolare in un colapasta.
facciamo raffreddare un po' e lo puliamo. Guardate come è cresciuta, la nostra pasta. Adesso io prendo il baccalà che ho bollito e me lo sfiletto tutto quanto con le mani, così controllo anche se casomai ci fossero delle spine. Vedete, quello è semicrudo il baccalà, non è che è crudo crudo, cotto cotto, insomma, è giusto sbollentato. Ecco qui. Adesso che ce lo siamo fatto tutto a pezzetti piccoli, lo mettiamo nella nostra pasta. Ecco qui, che adesso dovrà ricrescere. Vi assicuro è buonissimo. Si può fare anche, diciamo, questa pastella messa sul pezzo intero, per esempio, però così sono molto sfiziose, sono proprio paste cresciute con baccalà tipico napoletano. Io penso che di sale vada bene. Sì. Ok. Adesso facciamoli crescere. Ora prendo le mie zeppole e le poggio sulla carta assorbente. Ecco qui. Adesso ne facciamo altre. Prendiamo una quantità che più ci piace, più grandi, più piccole, e ce le mettiamo nella friggitrice. Olio ben caldo ovviamente. Perciò è meglio la friggitrice, perché comunque è sempre costante e ci rende la vita più facile. Giriamole subito in modo che non si fanno solo da una parte. Olio ben caldo. E le friggiamo tutte quante così. Ecco le nostre zeppole, vedete come sono belle gonfie, le ho messe a colare un poco nella carta da cucina. Ecco le nostre zeppoline di baccalà, pronte per essere servite. Buon appetito a tutti!